Siamo molto contenti di presentare il nostro nuovo format Cantautorando in live al We Do di Limena. Nel ricordo di chi cerca il sole ogni giorno, bianco e nero, contrasti negativo, fotografati da un solo obiettivo, come dare torto un'emozione se non ce n'è ragione. La formula live che abbiamo deciso di adottare per questo concerto è quello dell'acustico, nel senso che abbiamo voluto valorizzare tutti i brani ponendoli sullo stesso piano. Così il pubblico stesso ha la possibilità di ascoltare in maniera non filtrata da produzioni, da arrangiamenti e diciamo da artifizi di produzione, ha la possibilità di ascoltare proprio le canzoni. Questo evento al We Do è stato stupendo, anzi Carlotta, possiamo dire che è stata una figata? Sì! Perché Cantautorando in live? Sicuramente perché siamo convinti che la scena musicale padovana, ma soprattutto nazionale, abbia bisogno di locali che credano e che vogliono investire sulle nuove proposte, sui giovani cantautori. Il futuro della discografia e anche del mercato musicale è nelle mani dei giovani, è nelle mani dei nuovi talenti. Non possiamo pensare che la musica si rigeneri, migliori, si evolva senza delle nuove proposte. Vieni via con me, vieni via con me, non ci riesco a stare in mezzo a questa gente che non mi comprende. Vieni via con me, vieni via con me, non mi interessa dove andiamo, basta che tu mi sia vicino. Cantautorando è approdato al We Do di Limena con un evento serata spettacolo bellissimo dedicato ai giovani cantautori. È stata una serata sicuramente emozionante perché ha fatto anche un tuffo nel passato in tutti quelli che sono gli autori che hanno fatto la storia della musica italiana. Un in bocca al lupo a tutti i giovani cantautori che si sono esibiti durante questo concerto al We Do e soprattutto un auspicio perché sempre più nuovi cantautori nascano e che ci vengano a trovare per sviluppare nuovi progetti discografici. Questa esperienza al We Do, figo, bello, mi è piaciuto, poi la gente ha partecipato, ha cantato, soprattutto quando ho fatto Gian, figo, mi è piaciuto davvero, bello. Cantautorando in live è collegato ad un corso di songwriting che è presente presso Daigo Music School di Limena. Noi ci auspichiamo che nuove persone che magari non si sono mai cimentate nella scrittura musicale scoprano, come hanno fatto questi ragazzi, una vena che è poi dentro di loro nella scrittura musicale. Suonare con la band è stato stupendo, è sempre una bellissima esperienza, mi immergo al massimo con la band. Beh, è stata una bella esperienza, è sempre importante confrontarsi con il pubblico cantando ai live. È stato bellissimo, è stata una bellissima esperienza. Mi sono divertita perché c'erano anche tutti gli altri cantanti della Daigo. A noi piace molto esibirci soprattutto di fronte a tante persone che ci vogliono bene. Cioè, imparato a stare attento alle persone che frequenti.
Capire il loro intento non è facile, lo ammetto. Prova a fare come me, non ti chiedere il perché. Stare bene è ciò che conta, quindi fallo e poi racconta. Impara a non voltarti mai. Comincio da me, che mi guardo allo specchio, devo credere in me, anche se invecchio, delle avversità, vivi di cattività, bisogna rinsegna, mi mandi una canta. Questo live a We Do è stato veramente emozionante. Noi siamo qui pronti per insegnargli quali possono essere le tecniche e soprattutto gli stimoli per tirar fuori nuove canzoni.